Dal 2017 ad oggi sono cambiate molte cose. Nel settore agroalimentare in particolare abbiamo subito delle trasformazioni enormi e in questi 10 anni sono nate anche le RIR. Ricordo precisamente nel 2017 quando abbiamo costituito Ribes, una delle RIR più importanti oggi, delle 22 RIR più importanti oggi nel Veneto, RIR nata appunto per la gestione e lo sviluppo dell'agri-food. Sicuramente le reti regionali hanno aiutato le aziende a interconnettersi tra loro, a cercare a fare ricerche insieme, a condividere obiettivi e a raccogliere anche nuove sfide e soprattutto anche ad avere la consapevolezza da quanto fosse importante la interazione tra le aziende rispetto al territorio, rispetto a un mondo della produzione che spesso è ancorato al passato, e quindi l'innovazione in agricoltura e quindi i progetti di agricoltura rigenerativa, di agricoltura di nuova generazione, agricoltura di precisione, alla bioeconomia sono stati fondamentali in questi 10 anni per la crescita dell'agricoltura e dell'agribusiness in generale, e in questo ovviamente le reti hanno aiutato, hanno condiviso progetti e hanno aiutato le aziende a crescere nella ricerca e nello sviluppo e quindi a condividere con il territorio anche i risultati che si sono ottenuti.